La Croazia è travolta dalla quarta ondata della pandemia, ma a Zagabria arrivano turisti russi per ottenere il Green Pass europeo. Un cardiochirurgo siriano che lavora a San Donato Milanese e che è stato profugo in Romania da anni opera i bambini ammalati a Bucarest. La storia di un giovane medico scappato dalla Bielorussia che ha trovato lavoro in Repubblica Ceca racconta la sua ricerca di democrazia. Il racconto di un cuoco ex immigrato in Italia che ha fondato la prima sezione di slow food in Albania. Il Film Festival sloveno, rassegna che proietta l'immagine di una giovane nazione nel mondo. La quarta ondata colpisce la Croazia, terapie intensive sature, reparti riconvertiti per la cura degli ammalati di Covid, l'esercito che a Zagabria sta montando ospedali da campo e soprattutto pochi vaccinati e tantissimi morti. Nella settimana passata, quasi ogni giorno in Croazia per o con Covid sono morte circa 60 persone al giorno, un'enormità per un paese di circa 4 milioni di abitanti, più di 13 persone per milione di abitanti. In Italia questo indicatore in questi giorni è di ben 14 volte inferiore. In Italia però più del 72% della popolazione è vaccinato con doppia dose, in Croazia solo il 45%. Per incrementare questa percentuale il governo conservatore del premier Andrej Plenković ha introdotto l'obbligo del certificato guarito, vaccinato, testato, il nostro Green Pass, per accedere a qualsiasi ufficio pubblico. Leonardo Bressan rappresenta i medici di famiglia della regione di Fiume. In Croazia la situazione al momento è ancora preoccupante, nella nostra regione un po' meno perché stiamo tentando di arginare il problema con metodi molto più efficaci. Perché in Croazia le persone non si vaccinano? Sono bombardate da tantissime informazioni, principalmente Facebook, Google, c'è una confusione totale in quanto a informazioni reali. Il governo cosa dovrebbe fare per convincere le persone a vaccinarsi? Dovrebbe, secondo me, introdurre la vaccinazione obbligatoria. La politica però non ama decisioni nette. Davanti alla cattedrale di San Vito incrociamo Dario Saftic, commentatore della Voce del Popolo, il quotidiano italiano di Fiume. La politica ha reagito innanzitutto con delle misure piuttosto blande, perché si è cercato di conciliare le esigenze della vita economica con le esigenze della sicurezza e diciamo che per un certo periodo è andato abbastanza bene, la stagione turistica è stata perfetta, tutto questo è andato bene, però queste certezze sono venute meno con la quarta ondata della pandemia. E in questo caso, visto che il tasso di vaccinazione era su per giù quello dell'Europa centrale, si è cercato di fare uno shock, di fare in modo, con l'estensione dell'utilizzo dei Green Pass, che anche i croati si recassero a vaccinare in massa e questo shock è riuscito. Anche in Croazia ci sono state manifestazioni di anti-vax. Queste proteste hanno una matrice politica? Abbiamo elementi di destra, della destra sovranista, abbiamo anche elementi del mondo cattolico moderato. C'è l'associazione Vigilare che ha organizzato manifestazioni peraltro molto pacifiche e silenziose a Zagabria e in altre città. Abbiamo la conferenza episcopale croata che ha invitato a non discriminare i vaccinati e i non vaccinati. C'è il Presidente della Repubblica Zoran Milanovic che si è anche distanziato dall'uso estensivo dei Green Pass e che ha anche fatto balenare l'idea che sarebbe meglio seguire un modello di tipo anglosassone. La Croazia però, anche in un momento in cui i contagi crescono in modo drammatico, trova il modo di creare un movimento turistico. Sono oramai centinaia ogni settimana e il numero cresce costantemente i turisti russi che arrivano in Croazia per farsi vaccinare. I russi vaccinati con lo Sputnik non possono viaggiare in Europa. Con la terza dose di Moderna, Pfizer o Johnson & Johnson ottengono però il passaporto sanitario europeo. Per me è importante poter viaggiare in tutta Europa ed è quello che posso ottenere qui, un passaporto sanitario che è accettato in Europa. Tutti i miei clienti, le mie imprese sono in Europa e vaccinarmi qui è praticamente l'unico modo per ottenerne uno. Sono volato qui per il vaccino Johnson & Johnson. È un vaccino approvato dall'Unione Europea, necessario per viaggiare. In Russia non ci sono vaccini internazionali. La Croazia è la destinazione più comoda per i visitatori stranieri. I turisti del vaccino russi sono di norma persone facoltose che spendono. Alcune agenzie stanno già organizzando dei voli charter tra Mosca e Zagabria.
Ho conosciuto Andrei in terapia intensiva il giorno dopo l'intervento fatto dal cardiochirurgo Tamam all'ospedale Marie Curie di Bucarest. Aveva il pannolino ed era pieno di tubicini. Venivo a trovarlo ogni giorno per dargli da mangiare, poi 2 volte al giorno. Mi sono affezionata e dopo una settimana ho cominciato a pensare di adottarlo. Diana è una mamma che ha accolto uno dei tanti bambini che nascono con cardiopatie congenite e che spesso vengono abbandonati all'ospedale dalle famiglie povere o disagiate che non potrebbero permettersi le cure di un bambino ammalato. Diana ha conosciuto suo figlio perché era volontaria dell'organizzazione Inimaco Pillor, i cuori dei bambini, che in collaborazione con l'Associazione Bambini Cardiopatici del Mondo e il San Donato milanese hanno salvato migliaia di vite di piccoli pazienti romeni. La storia del centro di cardiochirurgia e cardiologia pediatrica, più all'avanguardia in Romania, comincia negli anni 90, quando i medici romeni venivano a specializzarsi in Italia. Tra questi c'era anche il dottor Youssef Taman, che è siriano, ha studiato in Romania e oggi lavora al San Donato. La Romania è come fosse il mio secondo paese, il terzo ovviamente è l'Italia, il primo è la Siria, e sono andato in Italia per la sopraspecializzazione in cardiochirurgia pediatrica neonatale, che era abbastanza moderna ai miei tempi, diciamo 30 anni fa. Abbiamo fondato l'Associazione Bambini Cardiopatici nel mondo e dovunque c'è bisogno dobbiamo andare. Da anni il dottor Taman opera anche a Damasco, in Siria, e una volta al mese torna al Marie Curie, dove nel 2013 è nata un'unità cardiochirurgica autosufficiente. Il dottor Taman ha operato in Romania anche durante il lockdown. Sono stato bloccato in Romania, l'ultimo aereo che dovevo prenderlo è stato cancellato e allora sono rimasto qua in Romania per 4 mesi a operare i bambini e ho salvato 60 bambini neonati. Ogni anno in Romania nascono dai 1200 ai 1500 bambini con gravi patologie congenite al cuore. Sono solo 2 gli ospedali dove questi piccoli pazienti possono essere operati. Sono i 2 centri fondati dall'associazione Inimaco Pillor. Il primo centro è il centro che ha già un'esperienza e fa dei interventi complessi, c'è a Târgu Mureș. È un centro buono, fa circa 200 o di più interventi all'anno. C'è come capacità adesso questo da Marie Curie il secondo. Vogliamo anche aiutare a sviluppare i centri da Iași e da Timișoara. L'obiettivo è riuscire ad operare 500 bambini all'anno, ma il sogno è un altro. Di non avere più di bambini cardiopatici che non possono essere operati in Romania. Che tutti i bambini cardiopatici possono essere operati qui in Romania. In realtà sono tanti i sogni che si stanno realizzando in questo piccolo centro di cardiochirurgia pediatrica. Sono le tante vite salvate, come ci racconta mamma Diana, tra le quali c'è anche quella di suo figlio. Andrei astăzi are 5 anni. Andrei oggi ha 5 anni, gli sono appena caduti i primi 2 dentini, è meraviglioso. È felice, generoso, gioca ed è molto curioso e affettuoso. È il più incantevole bambino di questo mondo, è il nostro universo. Copil din lumea asta, pentru noi este universul nostru. Attention, attention. Da una parte iracheni, afghani, siriani e pakistani, carovane di migranti scortate dalla polizia bielorussa verso la frontiera polacca. Dall'altra i cittadini bielorussi, laureati, dottori, ingegneri, ricercatori, a loro volta migranti che lasciano il proprio paese volontariamente per incompatibilità con il regime di Minsk, definito da molti l'ultima dittatura d'Europa. Un vero e proprio esodo di professionisti in disaccordo con le politiche del presidente Alexander Lukashenko, rieletto per la 6ª volta di seguito nell'agosto del 2020, non senza il sospetto di pesanti brogli.
Tra i dissidenti fuggiti a Praga, Viktor Lahatsky, giovane pediatra di Minsk, arrivato lo scorso marzo in Repubblica Ceca dopo aver partecipato a delle manifestazioni di protesta contro la rielezione del presidente. È stata la direzione dell'ospedale per cui lavorava a consigliargli di lasciare il paese, altrimenti sarebbe stato punito, probabilmente arrestato. Secondo me non ho fatto nulla di illegale. Quello che ho fatto è stato di parlare dello stato della sanità in Bielorussia. Ho criticato la gestione del Covid e poi durante le proteste, visto che sono anche musicista, ho suonato la cornamusa. Ecco, questo è ciò di cui sono colpevole. Viktor è arrivato in Repubblica Ceca grazie al programma Medevac, Medical Humanitarian Program, che se prima serviva a portare medici cechi e cure nei paesi in via di sviluppo, ora, a causa della carenza di sanitari durante la pandemia, aiuta il governo ad importare il personale che serve al paese. Poi, attraverso l'associazione Dr. Chekhov, è riuscito a farsi riconoscere la laurea. Ogni anno dalla Bielorussia partono 200-300 medici. Abbiamo riscontrato un aumento dell'interesse dei bielorussi a lavorare in Repubblica Ceca e la nostra associazione aiuta medici e infermieri che hanno scelto di completare la formazione qui nell'ambito del programma Medevac. Viktor ha imparato la lingua e ora deve fare l'esame di Stato. Lo scritto lo ha già superato, a breve la prova pratica, il prossimo anno l'orale, a quel punto sarà abilitato. Il livello di preparazione richiesto qui è più alto che in Bielorussia? Sì, assolutamente sì. Anche in Bielorussia c'è carenza di medici, ma lì si risolve assumendoli con requisiti inferiori. Per esempio, si prendono medici direttamente dall'università, mentre qui vedo che il processo è più lungo e c'è molta più qualità. A Minsk, Viktor ha lasciato la sua famiglia e non sa quando potrà rivederla. Prima di salutarci, gli chiediamo perché ha scelto di raccontare la sua storia. Vi ho raccontato la mia storia perché quante più persone possano sapere cosa sta succedendo in Bielorussia. Abbiamo una sorta di Corea del Nord nell'Europa e quindi mi auguro che la mia voce contribuisca a diffondere questo messaggio e che l'Unione Europea ci aiuti a risolvere la situazione nel nostro paese. È una storia di amicizia, di partenze e ritorni, di successi, di passione per la cucina e per la propria terra, quella albanese e quella italiana, e del Mishavin. La storia inizia da un adolescente albanese che decide di raggiungere suo padre, emigrato in Italia, lasciando un paese nel caos dopo la caduta del regime comunista. Ho lasciato l'Albania nel 1998, nel 1997 c'era stata la guerra civile in Albania, quindi c'era caos, disperazione, povertà, mancanza di speranza, le scuole non funzionavano. Io a 15 anni ho deciso di emigrare in Italia. Da lavapiatti a cucine stellate, in Italia diventa un adulto sedotto dalla varietà e sapienza della cultura gastronomica che impara a conoscere in lungo e in largo. Ho girato un po' per l'Italia e questo mi ha ispirato tantissimo. Lì vedevi insomma quest'idea di cambiare posto, e ogni posto che cambiavi, dopo pochi chilometri, cambiava il dialetto delle persone, ma poi cambiava anche il dialetto della tavola. Avevano ricette diverse, le persone erano orgogliose di questa diversità. E questa cosa qui mi ha ispirato tantissimo. Poi ho conosciuto anche Slow Food e anche Slow Food era una grande ispirazione per me, e la cosa che mi rattristava molto è perché questa cosa non si poteva fare in Albania. E con uno spirito molto italiano, dopo 11 anni torna in Albania. Con suo padre e suo fratello trasforma la casa di famiglia di Fisht nel nord-ovest nel primo agriturismo. Recupero di sapori, valori e tradizioni. Strada vincente, non certo facile.
E ancora una volta un italiano incrocia il suo cammino, seduto ad un tavolo del Mirizi Izanave, l'ombra delle fate, c'è Pierpaolo Ambrosi, capo missione del VIS, il volontariato internazionale per lo sviluppo. In Albania fin dal 91, contro la povertà e lo spopolamento del territorio, pratica la valorizzazione delle tradizioni gastronomiche. Lui e il team parlano la stessa lingua. Qualcuno dello staff mi dice che mi sta cercando un signore in sala, vado a incontrarlo, era un signore con la barba, ed è lì che ho conosciuto Pierpaolo. Era molto colpito, poi ha visto anche le nostre grembiuli, i grembiuli che erano con la scritta "Io fast food por slow food", non fast food ma slow food. E lui mi ha promesso, discutendo con lui, già che l'avevo molto ispirato, mi ha promesso che mi aiutava a fondare Slow Food in Albania. Infatti a me mi sembrava un po' impossibile, poi veramente ce l'ha fatta. Divenuto anche cittadino albanese, Pierpaolo Ambrosi è deceduto nel giugno scorso. A Fisht lo hanno ricordato con una festa. Negli ultimi 12 anni i progetti del VIS in Albania hanno raggiunto 35.000 beneficiari, realizzato servizi e infrastrutture, erogato microcrediti a piccole attività rurali. Un nuovo spirito che si è impadronito della vallata, dove ora i giovani scelgono di restare e recuperare le tradizioni, come Altin ha fatto con Mishavin, primo presidio slow food albanese. Mishavin veniva fatto proprio in confine nelle Alpi dell'Albania, però che confinavano col Montenegro, una zona molto sperduta, alpina, senza strada, ed è per quello forse che era sopravvissuto alla dittatura. E questo formaggio qua, quando l'abbiamo recuperato con Pierpaolo, c'erano sì o no 4 famiglie che lo facevano in casa. Oggi il presidio dà lavoro a 90 persone, al laboratori per i prodotti della tradizione. Il Mishavin a settembre scorso ha vinto il premio internazionale Slow Cheese Award. Il ponte di amicizia e solidarietà tra i due paesi, rinsaldato dall'onoreficenza Cavaliere della Stella Italiana, che la Presidenza della nostra Repubblica ha voluto riconoscere ad Altin Prenga. Salpa a Portorosa in Slovenia, tra le località più note del litorale, l'appuntamento annuale a fine estate con la produzione cinematografica nazionale. Il Festival del Cinema Sloveno, 24esima edizione, che dopo un anno di stop dovuto alla pandemia è ritornato per la prima volta in presenza. Una vetrina composta da 84 pellicole, tra cortometraggi, lungometraggi, documentari, girati da autori ormai affermati, ma anche da giovani registi, studenti dell'AGRFT, l'accademia dedicata al cinema di Lubiana. I giovani rappresentano sempre un investimento. Il festival, anche nelle prossime edizioni, vuole puntare sulle nuove generazioni. Una decisione questa accolta con simpatia non soltanto dagli addetti ai lavori, ma anche dal pubblico, perché oltre alle idee e alla tecnologia, i giovani assicurano tanta energia positiva. Tra le novità degli ultimi anni le molte coproduzioni con i paesi dell'ex Jugoslavia, ma anche altri stati europei. In Slovenia ad oggi non siamo stati in grado di far capire l'importanza dell'industria cinematografica. Il nostro è un paese troppo piccolo che non capisce quanto sia importante far crescere la produzione cinematografica, dove la concorrenza dell'America, dell'Asia e del resto dell'Europa sono sempre più forti. In questo senso sono ancora troppe le difficoltà. Il nuovo cinema sloveno, quello cioè nato dopo l'indipendenza, compie nel 2021 i suoi primi 30 anni, 3 decenni nei quali proprio gli autori sloveni presenti sistematicamente a quasi tutti i festival cinematografici internazionali sono diventati nel tempo degli ambasciatori della Slovenia. La produzione cinematografica slovena di anno in anno cresce e può tranquillamente competere con le produzioni non solo europee, ma anche mondiali. Per noi è una novità, perché fino a qualche tempo fa la qualità non era così buona. 10 lungometraggi prodotti quest'anno, un numero quasi da record, considerata la limitata entità dei finanziamenti, come ci spiegano, destinati in Slovenia alla cinematografia. Basti pensare che alcuni anni fa il direttivo nazionale che stanzia i fondi per la cultura ha disposto entro il 2022 un contributo di 11 milioni di euro, destinato solo alle produzioni cinematografiche. Ad oggi i fondi pervenuti superano di poco i 4 milioni. Non siamo riusciti ad avere un film a Cannes. È una cosa molto importante perché è la cosa più preziosa, è anche la cosa che apre la porta per i prossimi film.
E questa è una cosa che ho visto che l'Islandia fa benissimo. Loro sono anche ancora più piccole della Slovenia, però hanno ogni anno un film a Cannes, perché hanno veramente un supporto della politica. E invece in Slovenia cosa succede? Viene investito troppo poco nella produzione e poi anche nel sviluppo degli autori, perché insomma gli autori, se sono quelli talenti bravi, bisogna anche svilupparli, stare dietro loro, curarli, e tutte queste cose non possono succedere se c'è sempre questa cosa che bisogna lottare contro una politica che queste cose non capisce. Il cinema è un'arte costosa ma anche preziosa, dove la diffusione non costa molto e farla viaggiare in giro per il mondo significa anche far conoscere la nostra lingua e la nostra cultura. Ecco, forse non siamo stati capaci a far capire quanto tutto ciò sia importante.